Torniamo da Anna De Feo. Anna, dobbiamo fare tra poco un'altra pausa pubblicitaria, quindi in 2 minuti cominciamo la nostra chiacchierata con gli ospiti, poi torneremo subito dopo. Anna. Partire dunque da Pasquale Russo, GAL Terre di Murgia. Insomma, abbiamo sentito le interviste, quali opportunità per il territorio, soprattutto per tanti giovani che vediamo impegnati proprio in questi casi. A tutto quello di cui hanno già parlato l'assessore Stefano e l'autorità di gestione, dobbiamo soltanto aggiungere che i GAL sono agenzie di sviluppo sul territorio, presidiano il territorio ai fini come acceleratori di sviluppo, si rivolgono ai giovani e alle donne, non a caso sono privilegiati come requisiti, come punteggio per i bandi, e il mondo rurale sta diventando protagonista sempre di più a livello proprio di sistema, di territori in Puglia, e ogni GAL eccelle nelle proprie aree territoriali con un contatto diretto con il territorio e gli operatori del territorio. Paolo De Nardis, GAL Casa del Monte. Sì, noi crediamo fermamente nella collaborazione fra GAL, abbiamo cercato di venire qui compatti e uniti per portare alla BIT la Puglia rurale. Noi abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con i più importanti operatori turistici a livello nazionale e internazionale e vogliamo che i GAL diventino sempre di più cerniera fra la Regione Puglia e il territorio. Noi abbiamo questo ruolo di avvicinare le istituzioni a quelle che sono le realtà vere e vivaci del territorio, come possono essere le aziende agricole, le aziende che promuovono i prodotti tipici locali. Noi crediamo fermamente che questa sia l'offerta turistica vincente per il nostro territorio, portare effettivamente quello che siamo all'estero in Italia, perché siamo fieri di essere pugliesi e siamo fieri della nostra Puglia. Grazie. Donatella,